benvenuto a Lorenzo Lagorio, grazie per questa disponibilità. Grazie a voi. Lorenzo, da subito EasyJet, il trasporto aereo è in una fase di grande cambiamento. Noi sappiamo che il 2021 dovrebbe essere l'anno in cui, grazie al vaccino che arriverà, dovrebbe essere l'anno di ripartenza. Ci vorrà tempo per recuperare, però abbiamo tutti grandi aspettative. Come si sta organizzando EasyJet? Che cosa ci aspetta nel 2021? Quali sorprese ci riserverete per aiutare anche la Sardegna in questa ripartenza? Ma intanto chiaramente stiamo ancora navigando nell'incertezza, perché i tempi della ripresa e del vaccino non sono ancora chiari. È chiaro che la speranza è che il 2021 sia l'inizio di una ripresa. Sappiamo, abbiamo letto anche parecchie ricerche, il trasporto aereo impiegherà diversi anni per ritornare ai volumi e ai livelli che c'erano in precedenza, per cui si parla del 2024 come l'anno nel quale verranno raggiunti i livelli che erano già stati raggiunti nel 2019. E questo è stato per cui una importante frenata che avrà effetti anche nel lungo periodo. Ora, in tutto questo noi sappiamo che il turismo di piacere, il turismo leisure, è da dove dovremmo ripartire, perché chiaramente i viaggi d'affari sicuramente sono stati e continueranno a essere impattati per molto più tempo e notiamo che le persone hanno molta voglia di tornare a volare invece per visitare i posti. Pensiamo anche che in gran parte il turismo sia destinato a dei cambiamenti strutturali. Prima sentivo il bellissimo intervento di Angela Macaluso e credo, al di là del fatto che insomma, sicuramente c'è un tema di nicchia, però quella è la direzione verso cui si sta andando. Viaggiatori che sempre di più cercano esperienze, le cercano non soltanto a luglio-agosto, e per cui in tutto questo c'è per noi un'opportunità. Noi, come prima si parlava di destagionalizzazione, a noi non piace far volare gli aeroplani soltanto a luglio-agosto, siamo contenti di farli volare tutta l'estate e se possibile anche tutto l'anno, per cui lo sforzo che fanno i territori di arricchire l'offerta per rendere un territorio attrattivo tutto l'anno è anche uno sforzo che ci vede completamente dalla loro parte. Ecco. Ecco Lorenzo, ripartiamo proprio da qui, perché il tema di oggi, il tema importante è come animare il territorio e rendere giustizia sia agli attrattori ma anche a questa filiera. Abbiamo approfondito il tema della filiera prima con Welcome Travel Group e abbiamo individuato i diversi attori. Voi evidentemente siete uno dei key partner, degli attori fondamentali di questa filiera. La Sì. Sardegna si sta muovendo, come hai visto c'è questa grande spinta per valorizzare il micro attrattore e portarlo sul palcoscenico nazionale e internazionale. Cosa può fare EasyJet per favorire questo percorso e con quale attenzione guardate tutto questo processo? Il nostro mestiere è quello di trasportare le persone e spesso quando viaggiavamo per aeroporti o parliamo con le regioni, gli enti locali, tutti ci chiedono di aprire rotte, di volare appunto sempre per più tempo, magari tutto l'anno, però chiaramente perché una compagnia aerea possa crescere, investire in nuove rotte, ci sono delle condizioni di sistema che devono essere soddisfatte, no? E la prima di queste condizioni è che ci sia una domanda da parte dei potenziali viaggiatori. E questa domanda sappiamo che può essere opportunamente stimolata dalle attività di promozione che gli enti locali fanno nei mercati, sia in Italia che all'estero. Dopodiché questa è una condizione, ce ne sono anche altre, sicuramente per una compagnia aerea è importante che ci siano servizi aeroportuali efficienti, a costi competitivi, è importante che il sistema aeroportuale sia ben collegato alle principali città e destinazioni turistiche, è importante che ci siano servizi e trasporti locali efficienti di cui i turisti possano usufruire e poi è importante che ci sia un sistema di accoglienza moderno che risponda veramente a quelle che sono le esigenze dei viaggiatori di oggi. E come dicevamo, questi viaggiatori di oggi sono sempre di più alla ricerca di esperienze, non soltanto di sole, spiagge e mare, che per carità appunto in Sardegna sono tra le più Certo, è il belle del nostro mondo, best ma non basta. però bisogna sapere offrire altro. Oggi in vacanza si cerca salute e benessere, si cerca di praticare sport, cultura, divertimento, shopping, contatto con la natura e quindi l'offerta di un territorio deve essere varia, accontentare chi viaggia con tanti bisogni diversi e allo stesso tempo
l'offerta deve essere autentica, cioè un viaggiatore che viene in Sardegna deve sapere riconoscere l'unicità di quel territorio e va aiutato in questo percorso. Ecco, da questo punto di vista, Lorenzo, noi abbiamo monitorato il gradimento della Sardegna nel mondo, l'abbiamo fatto negli ultimi anni, l'abbiamo fatto anche grazie alla relazione con i vettori aerei, perché poi avere dei feedback di ritorno anche tramite le compagnie aeree è fondamentale. Da questo punto di vista voi avete riscontrato un interesse crescente per la Sardegna, e non parliamo del 2020 evidentemente per fatti contingenti, però negli ultimi anni voi avete notato questo gradimento crescente? Sì, beh, noi lo abbiamo notato e lo abbiamo in qualche modo Gestito. cavalcato, per cui insomma, noi abbiamo iniziato come compagnia aerea a volare in Sardegna nel 2005 con un paio di rotte e oggi operiamo su tutti e tre gli aeroporti sardi. Come dicevamo prima, a Olbia siamo il primo operatore. Abbiamo portato nel 2019 900.000 passeggeri a Olbia, per cui come dire, questo interesse per la Sardegna lo notiamo e ne siamo contenti. Vorremmo davvero che fosse un interesse sempre più distribuito durante l'anno, perché come dicevamo prima non piace neanche a noi volare tanto in luglio e in agosto, vorremmo volare di più e volare, sì, e volare anche verso più destinazioni. Ecco, come hai visto Lorenzo, anche le strategie di Portale Sardegna ci portano a questo naturale allungamento della stagione. Non parliamo più soltanto di destagionalizzazione, ma abbiamo focalizzato un tema diverso, un'offerta continuativa tutto l'anno, dove ogni stagione viene valorizzata in funzione della vita e della vitalità che possiamo dare agli attrattori, quindi la piattaforma funziona. Ecco, da questo punto di vista noi abbiamo analizzato, l'abbiamo fatto anche con i nostri studenti del corso Elario in Economia e Management dell'aeroporto, dell'economia e management del turismo, che vivono in aeroporto. Il nostro corso Ilaria sta in aeroporto, quindi abbiamo questo rapporto ideale con la GEASA piuttosto che con le compagnie che di volta in volta operano, e con voi in particolare, perché abbiamo analizzato in questo periodo la vostra comunicazione. I miei studenti si sono interessati molto a come avete comunicato nel periodo del Covid, per capire sia qual è il tipo di relazione che stabilite con i vostri clienti attuali e potenziali, ma anche come questa relazione possa essere utilizzata in modo sapiente da piattaforme come quella proposta da Portale Sardegna. Ecco, da questo punto di vista, avete avuto dei feedback positivi sulla comunicazione che avete realizzato, e come questa comunicazione anche nei prossimi mesi può essere resa più sinergica con il territorio e magari con realtà come Portale Sardegna? Intanto su Portale Sardegna sono assolutamente d'accordo, quella è proprio la direzione giusta e speriamo che, insomma, venga riconosciuto che questa è la direzione per il sistema turistico. Allora, la domanda era Sulla come abbiamo comunicazione, comunicato sì. in questo periodo. Diciamo che il 2020 è stato un anno di crisi per le compagnie aeree, per cui ci siamo mossi nel 2020 nella gestione di una grandissima crisi e anche dal punto di vista comunicativo ovviamente quello è stato il tema dominante. Cioè noi abbiamo comunicato purtroppo con i nostri clienti tantissimo per cancellazioni, rimborsi, come sapete, insomma, questo è stato il tema dominante dell'anno passato. Ora la scommessa, ed è quello su cui ci concentreremo nelle settimane a venire, nei mesi a venire, è comunicare per fare tornare alle persone la voglia di viaggiare. Voglia che oggi è latente, ma che sicuramente c'è e dovremmo andare a intercettare. Insomma, diciamo che oggi il focus diventerà quello di tornare a ispirare le persone a viaggiare e per collegarmi anche a quello che dicevamo Sì. prima, noi possiamo ispirare le persone ovviamente dandogli una varietà di scelte, di destinazioni, ma poi sono anche le stesse destinazioni che devono sapere ispirare le persone a tornare. E quello che serve è che ogni destinazione, ogni luogo, ogni territorio abbia la capacità di far conoscere quelle che sono le proprie unicità.
Ecco, bene, diciamo che i vostri interlocutori privilegiati o quasi fisiologici sono sempre stati gli aeroporti e in subordine o in pari ordine i grandi enti pubblici, immagino la regione piuttosto che i governi che di volta in volta hanno voluto supportare destinazioni rispetto ad altre. Ecco, da questo punto di vista abbiamo visto con Portale Sardegna e con Welcome Travel Group che il modello che propongono loro si è ribaltato. Passiamo da una gestione centralizzata dove è il pubblico ad aggregare ad una spontanea, probabilmente anche più corretta, dove è il privato che si aggrega per creare il prodotto globale e proiettarsi. Quindi cambia un po' anche l'engagement che anche le compagnie aeree potranno fare col territorio. Non più interlocutore privilegiato, il solo aeroporto o la sola regione, ma anche un gruppo strutturato di operatori o un grande operatore che li richiama come Portale Sardegna. Questo può rientrare nel nuovo modello di gestione del vostro business piuttosto che della comunicazione generale? Ma assolutamente, la domanda non la creano né gli aeroporti né le compagnie aeree, la creano la capacità di attrazione è dei territori. E siamo tutti Per d'accordo, cui infatti era strano il come dire, questo focalizzarsi nella comunicazione, nei rapporti, e lo dico anche nell'esperienza che ho avuto nel, analizzare alcuni bandi, che si rivolgevano agli aeroporti, alle compagnie e che invece trascuravano quell'anello fondamentale che era il territorio nella sua visione economica organizzata, che son le imprese o gruppi di imprese. Però anche questo, parlo con una compagnia evoluta, ma non tutte le compagnie sono strutturate per dialogare direttamente con chi gestisce il prodotto e chi offre il prodotto. no, Voi da questo certo. punto di vista potreste essere, come dire, i rappresentanti del nuovo modello di interazione. Sì, ma io quando ho conosciuto diversi mesi fa, Massimiliano è proprio questo che mi ha interessato del modello, cioè questo, cambiamento di paradigma, no, per cui è chiaro che conta ed è sempre importante il rapporto con gli aeroporti, con gli enti locali, ma noi dobbiamo, come dire, inseguire e gestire una domanda che nasce proprio dalla voglia delle persone di conoscere un territorio. E se c'è qualcuno nel territorio che fa questo tipo di sforzo per far conoscere, e questo sforzo anche di differenziazione, è chiaro che per noi è un partner, o può essere un partner fondamentale. Quindi possiamo pensare anche a modelli di offerta e prima ancora di comunicazione integrata? Ma questo, insomma, tutte le possibilità sono aperte, sicuramente ne discuteremo. Poi noi ovviamente, il nostro lavoro è quello di portare le persone da un posto all'altro, e però per farlo abbiamo bisogno veramente di chi ci aiuti a fare crescere e a stimolare questa domanda, e lo faccia in un modo sostenibile, ehm, in modo appunto coerente con quello che è anche il nostro modello, e che consenta a questa domanda di essere sviluppata su tutto l'anno, e si evitino appunto i fenomeni degli anni passati, dove appunto magari la domanda è molto intensa in certi periodi dell'anno e invece molto, molto scarsa in altri, tanto da non giustificare neanche la permanenza di voli. Per cui Bene. chi lavora in quest'ottica sicuramente può essere un nostro partner. Lorenzo, ci avviamo all'ultima battuta finale per ridare la linea a Lucio Murru. Solo una cosa, un invito che tu fai agli operatori. Massimiliano li aggrega, ma ci sono tanti altri piccoli operatori che vi vedono come un giusto punto di riferimento. Un invito che fai per il 2021, per guardare tutti insieme all'uscita da questa situazione. Ma, l'invito è proprio quello di sforzarsi di adeguare l'offerta a quello che cercano i viaggiatori di oggi, per cui di promuovere l'autenticità e di lavorare su quelle che sono le specificità del proprio territorio, perché questo è quello che consentirà in futuro di stimolare e di far ritornare i un turismo migliore anche di quello che c'era prima. Lorenzo, grazie e in bocca al lupo per tutto. Lucio, a te la Grazie a linea. voi. Aspetta, Lorenzo, non andar via che abbiamo una domanda dal Sì, anche un'altra pubblico. domanda. Allora, la domanda è sollecitata un po' dalle osservazioni che faceva Antonio e dal fatto che EasyJet comunque si è proposto come un vettore, diciamo, rispetto a Ryanair forse più user friendly. Il pubblico ci chiede una cosa molto specifica. Nel 2021 ripartirà il tema della continuità territoriale, quindi la Regione Sardegna dovrà fare un nuovo bando. EasyJet potrebbe partecipare al nuovo bando di continuità territoriale? Beh, per questo bisogna vedere che caratteristiche avrà il nuovo bando. Diciamo che noi
abbiamo sempre operato in situazioni, o preferiamo operare in situazioni di mercato. La continuità territoriale, così come è stata impostata fino ad oggi in Italia e in Sardegna, non fa per noi, e non credo neanche che faccia per la Sardegna, in tutta franchezza. Però, detto questo, se cambierà il modello, sicuramente lo valuteremo. Okay. Ci puoi dire quale potrebbe essere un modello compatibile con le vostre esigenze? Ma è sicuramente un modello in cui viene salvaguardato il mercato e la concorrenza tra gli operatori. Cui, insomma, si è sentito parlare tanto di altri modelli, il modello spagnolo. Insomma, non ho un modello da proporre, però sicuramente bisogna trovare il modo di stimolare l'offerta, per cui di stimolare le compagnie aeree a volare anche nei periodi in cui la domanda è più bassa, ma farlo in un modo per cui non vengano creati monopoli o situazioni che sono controproducenti rispetto a quello che è l'obiettivo politico della continuità territoriale. Insomma, questo è il tema, perché non ho la ricetta, ma sicuramente penso che sia importante salvaguardare la concorrenza, che sappiamo che è quella che ha consentito davvero all'offerta di trasporto aereo di crescere negli ultimi anni. Poi sappiamo che la concorrenza da sola, il mercato da solo, non è sufficiente, per cui sicuramente servirà regolazione e serviranno degli stimoli. Ma un modello, come dire, di continuità come quello che abbiamo avuto in passato non è necessariamente il modello giusto, che va incontro alle esigenze dei territori o dei consumatori stessi. Benissimo, grazie. Io ho una domanda. Posso? Vai. Ciao Lorenzo, grazie di essere qua. Lorenzo, ci siamo conosciuti a Milano, abbiamo avuto il grande onore di ospitarlo nei nostri uffici e di presentargli il nostro progetto. Quindi è qua non solo per il ruolo che ricopre, che ovviamente è importantissimo per noi, ma anche perché si è dimostrato comunque attento a quelli che sono gli sviluppi collegati al territorio che la nostra società stava portando avanti. Detto questo, Lorenzo, esci un attimino dal tuo ruolo, no? Prova a toglierti un attimino la giacca di country manager di EasyJet e ragiona come un operatore o come un operatore turistico, oppure come una sorta di rappresentante di un sistema turistico globale che poi si interfaccia a sua volta con tanti sistemi turistici locali. Allora, il 90%, stimo, così a occhio, delle compagnie aeree in questo momento sono interfacciati con sistemi di booking reservation tradizionali, quindi giusto per essere chiari, booking.com o nel migliore dei casi Expedia. Sono comunque dei sistemi che non agevolano il marketing territoriale, proprio perché non hanno interesse a fare destination marketing, perché per loro di sostanza prenotare una camera a Malta piuttosto che prenotarla nell'isola di Pasqua, in Sardegna o altrove è assolutamente ininfluente. Io invece penso che si possano creare delle importanti economie di scala qualora gli operatori stringessero un accordo importante con le compagnie aeree, per un semplice motivo, perché non ci sono conflittualità, ossia il cliente di un tour operator o di un hotel o di un rent a car è comunque lo stesso cliente che prende un aereo, quindi non c'è concorrenzialità all'interno della filiera, c'è complementarietà, tra l'altro indispensabile, soprattutto per un territorio come la Sardegna, come un'isola, ma io parlo in generale per l'Italia. Per cui si potrebbero creare delle ingenti economie di scala qualora si lavorasse all'interno di un sistema turistico e si facesse massa critica per raggiungere più clientela possibile. Ecco, secondo te, davvero, adesso non ti voglio mettere nell'angolo come dirigente di EasyJet, ma questa, come si dice, questa deduzione, quando potrà essere possibile che le compagnie aeree prendano in considerazione questa ipotesi e si rendano conto comunque che strumenti di quel tipo
di fatto non agevolano il marketing territoriale e quindi contestualmente il riempimento dei voli, che è un vostro preciso obiettivo. Mi stai chiedendo se potenzialmente noi possiamo essere partner di chi gestisce l'offerta sul territorio. Giusto, Massimiliano, Esatto, è questo esatto. che mi stai chiedendo. Sicuramente sì, poi c'è un tema di complessità e ovviamente il nostro mestiere rimane quello di fare la compagnia aerea, ma sicuramente il nostro partner naturale è chi gestisce l'offerta sul territorio. Tra l'altro EasyJet dall'anno scorso ha rilanciato una divisione che si chiama EasyJet Holidays, che in realtà opera sul mercato inglese al momento, però è chiaro che, come dire, questo è solo per dimostrare che c'è una naturale partnership e sinergia tra la compagnia aerea e chi offre i pacchetti, e soprattutto dal mio punto di vista c'è questa sinergia con chi offre i pacchetti ed è radicato sul territorio, perché se torniamo all'esempio della Sardegna, è chiaro che idealmente questa partnership c'è con chi conosce il territorio, sa valorizzarlo e sa davvero venderlo. Perfetto. Tu non pensi, io penso qua, voglio coinvolgere anche Lucio e Antonio, io penso anche, visto che parlavate di continuità territoriale, che la soluzione strutturale comunque ai problemi di continuità territoriale sia la creazione di una destinazione turistica che sia in grado di generare ingenti quantità di turisti, che quindi creare quella concorrenzialità e quel numero di viaggiatori che consente anche ai residenti di muoversi in economicità, perché proprio la concorrenza è elevata, perché quella destinazione è diventata una destinazione turistica. Io penso che quella sia la soluzione finale, strutturale al problema della continuità. Sarebbe un grande traguardo, Massimiliano, sarebbe un grande traguardo, però dal punto sia i numeri che anche gli step evolutivi del nostro sistema ci dicono che è un traguardo ancora lontano da raggiungere. Nel frattempo avremo comunque bisogno di modelli che ci aiutino a trovare degli equilibri intermedi. Questo secondo me sarà necessario. Poi che questi modelli possano cambiare, possano migliorare nel tempo e possono anche essere sempre più orientati al mercato più che alla compensazione, questo secondo me è possibile, però obiettivamente abbiamo una strada ancora lunga da percorrere, magari non lunghissima, tante cose, anche quella che avete messo in campo voi, aiutano in questa direzione, però ancora la strada è lunga da percorrere. Antonio, certo, lunga però possibile, fattibile, no? Abbiamo l'esempio delle Baleari che stanno, non vuol dire impossibile. Esatto, che stanno a fianco a noi, alla stessa latitudine, e hanno delle curve identiche alle nostre, ma su un livello superiore. Quindi la loro stagionalità è fortissima come la nostra. È un percorso. Certo, però loro riescono a sviluppare traffico anche nei mesi invernali, anche nei mesi di spalla. Questo è il messaggio che dobbiamo raccogliere. Quei modelli esistono, sono meno invasivi del nostro, sono più orientati al mercato, però ci sono e hanno anche quella giusta flessibilità. Ecco, forse ci sarebbe da augurarsi in una fase intermedia di poter avere dei modelli un po' più flessibili, un po' più dialoganti, e non invece degli standard che vengono calati sulla realtà e che rendono difficile la vita sia alle compagnie aeree ma anche alla destinazione e ai sardi. Quindi non si vede un beneficio immediato da tutto il modello. Credo che si possa fare meglio, ma non perché si è fatto male, ma perché si può crescere anche date le nuove soluzioni e condizioni di mercato. Comunque è vero che lo sforzo principale per destagionalizzare, scusate se riuso questa parola che ormai è stata ripetuta troppe volte, però questo sforzo principalmente deve essere fatto dagli attori locali, certo, per cui con una gestione imprenditoriale di quella che è l'offerta turistica. E tutto il resto poi abbiamo svoltato, viene di conseguenza. Avanti. Esatto. Ma spesso sento persone, colleghi che vanno d'inverno alle Canarie, mi dicono faceva un freddo cane ma è stato bellissimo. Io mi chiedo ma perché non potevi andare allora in Sardegna o in Sicilia? Eppure nessuno ci pensa, le vede come destinazioni dove si può andare a febbraio, a marzo. E lì rientra quella nuova visione con quel posizionamento che stiamo costruendo e che il lavoro fatto da Max e da Welcome Travel Group a livello nazionale e internazionale può sicuramente sollecitare. Esatto. Quella è la direzione giusta. Bene,
Bene, credo che Ci- sia stata una sessione molto, molto interessante. Abbiamo dato anche qui informazioni, spunti. Direi di proseguire e ringraziando naturalmente Lorenzo. Ci vediamo in Grazie a Final voi. Conference. Ci vediamo più Va bene. tardi, il pomeriggio. Grazie Lorenzo.